I prossimi giorni previ alla festa di Sant'Agata saranno i giorni del Triduo, 30 gennaio, 31 gennaio, 1 febbraio. 3 giorni attraverso i quali la nostra Chiesa di Catania, nella nostra cattedrale, intende vivere dei momenti di particolare attenzione che ci aiutano a gustare e a vivere l'esperienza agatina guardando al tempo nostro. Il primo giorno, il 30 gennaio, al mattino avremo la gioia di avere nella nostra cattedrale l'ordinario militare, Monsignor Gianfranco Sabba, e sarà l'occasione per esprimergli anche dinanzi ai militari presenti, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, esprimere la gratitudine della nostra Chiesa, della nostra città, per quanto essi fanno, soprattutto nei giorni di Sant'Agata, ma sempre nella quotidianità dell'esperienza della vita cittadina. Alla sera dello stesso primo giorno, il 30 gennaio, alle ore 18, sarà Monsignor Fernando Tarcisio Filograna, vescovo di Nardò Gallipoli, a presiedere la messa che vede un incontro con le tante donne operate al seno. E qui avremo davvero una grande partecipazione. Io dico purtroppo perché vorrei che questa celebrazione un giorno potesse essere cancellata, così come potesse essere cancellata questa sofferenza e questa malattia di tante donne. È un incontro al quale però ci prepariamo e che vogliamo accogliere con particolare attenzione, quello con le donne operate al seno. Il secondo giorno del Triduo, il 31 gennaio, alla sera, sarà il momento dell'incontro per e con le donne vittima di violenza. E qui cercheremo di mettere insieme le forze buone della nostra città che promuovono il ruolo della donna nella nostra società, contro ogni violenza, contro ogni cattiveria psicologica e fisica che si possa perpetuare nei confronti della donna. Sant'Agata, con la sua testimonianza di fede, col suo essere martire della fede, ci aiuta e ci sostiene in un cammino che ci vede impegnati a rivalutare, a valutare bene, a rendere bello il ruolo della donna nella nostra società. Per questo stiamo lavorando anche in sinergia con l'assessore Viviana Lombardo alle pari opportunità, proprio in questo impegno di coinvolgimento delle forze buone della nostra città con lo sguardo rivolto a Sant'Agata. Il terzo giorno, protagonista, siamo al 1 febbraio, alla sera, protagonista sarà la carità. La Fondazione Banco Alimentare, così come la Caritas Diocesana, i gruppi di volontariato e le confraternite, nel nome di Sant'Agata seminano amore e solidarietà nella nostra città. In particolare il Banco Alimentare verrà qui a ringraziare il Signore, a ringraziare Sant'Agata per quello che è stato vissuto nell'ultima giornata di raccolta alimentare. E a proposito di carità, mi piace ricordare quell'impegno di carità che in occasione di questa festa ci prendiamo, tutta la nostra Chiesa di Catania, realizzare una cappella oratorio in Uganda. Questa è la missione Sant'Agata 2026. Invitiamo a partecipare a questa realizzazione, a questa costruzione. In questo stesso luogo abbiamo realizzato ben 2 pozzi per l'acqua, abbiamo realizzato e stiamo realizzando anche un dispensario, ecco, una sorta di ambulatorio per accogliere tanti bambini e tante donne che hanno bisogno delle medicine. Adesso un oratorio, una cappella oratorio, quindi un luogo che non è solo di preghiera ma anche di accoglienza dei ragazzi, dei giovani, dedicato proprio a Sant'Agata. È un invito alla partecipazione con le solite modalità, la colletta del pontificale, il sorteggio curato dagli Amici del Rosario, ma anche un IBAN che mettiamo a disposizione e che può essere occasione a tutti per dare la propria offerta.